È chiaro che il mercato di Marghera di una volta non sarà più quello di una volta, il tram ovviamente impone una riorganizzazione e secondo noi ovviamente sarà una riorganizzazione che in qualche modo penalizza il mercato che era circolare, quindi garantiva un flusso di gente continuo e distribuito in maniera molto equa e omogenea. Di fatto però bisogna purtroppo andare a risolvere il problema e questo mercato, così come è strutturato, sembra funzionare, insomma. Chiaro che ci sono alcune cose da sistemare sicuramente. Non è così negativo il bilancio a una settimana dallo spostamento delle bancarelle al mercato di Marghera per lasciar posto al tram. Ci sono però dei piccoli accorgimenti di cui tener conto per non penalizzare uno dei punti di riferimento della città. È un mercato che sta piano piano rodandosi e deve assolutamente funzionare perché per Marghera il mercato è fondamentale. Marghera vive di mercato il sabato mattina, i negozi intorno vivono di mercato, Marghera si riconosce nel suo mercato, quindi salvare il mercato vuol dire anche salvare Marghera oggi e noi dobbiamo salvare questo mercato. E il tram non va visto necessariamente come un nemico. L'arrivo del tram potrebbe essere un'occasione perché potrebbe portare flussi da Mestre in maniera veloce, farli sbarcare su un lato non frequentato e quindi garantire flussi anche a chi oggi è più periferico. Appena il tram entrerà in vigore sarà l'occasione per fare un bilancio